Anderlecht. Momenti di caos nella notte dopo che nel pomeriggio si era disputata la partita di calcio Under 20 del Quattro Nazioni tra la nazionale italiana e quella polacca, finita sul 2-2. Qualcuno avrebbe alzato troppo il gomito, perdendo il controllo. A dare il via ai disordini alcuni giovani calciatori della nazionale polacca che si erano recati in un ristorante del centro. Erano circa le 2 quando 2 di loro ubriachi sono saliti sul tetto di un'auto parcheggiata, danneggiandola. Immediata la reazione di altre persone sul posto, tra cui il proprietario del veicolo. È intervenuta una pattuglia della Guardia di Finanza di passaggio che ha sedato gli animi identificando i 2 responsabili denunciandoli. Chioggia. Un residente di Sant'Anna ha rischiato la vita quando mercoledì verso le 21:30, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo dell'auto, finendo sui binari e rovesciandosi nei pressi del passaggio a livello vicino al distributore di benzina. Malgrado la dinamica, l'uomo non avrebbe riportato traumi importanti. Immediato l'intervento dei carabinieri che hanno interrotto il traffico sulla Romea per una ventina di minuti, permettendo al soccorso stradale di liberare i binari. Un intervento rapido che non ha provocato disagio al transito del treno in arrivo poco dopo la rimozione del veicolo. Eraclea. Colpo da KO in un'abitazione di via Martiri della Libertà. I ladri sono entrati dalla finestra del bagno diretti verso la camera da letto, dove hanno rovistato ovunque portando via numerosi capi firmati di abbigliamento. Non contenti, trovate le chiavi dell'auto, hanno portato via anche quella. Un furto veloce per un bottino di circa 15.000 euro.